Queste sono le cassaforti che sono state trovate in questo pezzo di idrovia che c'è qui a Galta di Vigonovo. L'intenzione appunto è proprio quella di recuperarle e di poterle usare come delle biblioteche a cielo aperto per dar spazio a a una cultura della legalità. Queste quattro cassaforti, svuotate dagli uomini della Mala del Brenta, capeggiata dal boss Felice Maniero, sono state scoperte accidentalmente nell'ansa dell'idrovia di Vigonovo, poco distante dal parco Saramazza. Emerse dalla sponda in secca a causa della siccità dei mesi scorsi, sono state individuate da un pescatore che ha subito avvisato i carabinieri. Il comune di Vigonovo a breve dovrà recuperarle per farle diventare da un simbolo delle attività criminali ad un simbolo di educazione alla legalità. Com'è nata questa idea? Parlando con il collega di Vigonovo ho detto ma a questo punto invece di far trasformare queste cassaforti in semplice ferro vecchio usiamole per lanciare un messaggio. Ho pensato ai frigoriferi che vengono usati per i libri o le bacheche dei libri nei parchi, ho detto a questo punto queste cassaforti potrebbero diventare delle bacheche della legalità. Le cassaforti libreria adatte a dare un sostegno affinché l'azione educativa possa portare a risultati positivi e duraturi nella lotta e alle forme di violenza e di criminalità saranno posizionate nei parchi delle città che ne vorranno fare richiesta. Cosa conterranno allora queste cassaforti? Dei volumi che parlano di legalità, che parlano e indagano la storia della Mala del Brenta e potremo coinvolgere, anzi lo faremo sicuramente, quelle associazioni che da Avviso Pubblico a Libera ad altre in tutti questi anni si sono impegnate per la promozione della legalità e per dire no alle mafie. La Mala del Brenta è stata un'organizzazione criminale che ha segnato un periodo buio in questi territori. A distanza di più di 30 anni le comunità non vogliono dimenticare. È innegabile che tante risorse si siano dovute spendere proprio per debellare questo fenomeno e inevitabilmente sono state sottratte ad altre funzioni che magari sarebbero tornate più utili per i nostri paesi, per i nostri comuni.